Prosecco contro Prošek, mentre il caso approda in Senato, il Veneto si muove già. Zaia annuncia che la Regione ha affidato la difesa della denominazione Prosecco ad uno studio legale internazionale. In una scuola primaria di Noale la positività di un insegnante spinge la dirigente scolastica a chiudere tutto l'istituto in attesa dell'esito del tampone. Green Pass obbligatorio per dipendenti pubblici, privati e partite IVA, ma non per i parlamentari. Il senatore del PD Ferrazzi, promotore di un'iniziativa per stoppare l'ingiustizia. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per Stefano Perale, che a Mestre uccise brutalmente Anastasia, incinta di 5 mesi, e del fidanzato Biagio. Pubblicate le motivazioni della condanna di Walter Onichini. Per il giudice il macellaio di Legnaro non era in pericolo e sparò per uccidere. Scoperti dalla finanza nel Padovano 154 cittadini cinesi impiegati nel tessile in nero e costretti a turni massacranti. Nel mirino un imprenditore che aveva commesse da appaltatori veneti della filiera del Made in Italy. Svanito nel nulla da venerdì a Milano un trentenne bellunese di Melle che lavora nel capoluogo lombardo. La sera stessa gli era stato rubato lo zaino con i documenti. Calcio, le 5 sconfitte in fila costano la panchina del Vicenza a Domenico Di Carlo. A guidare i biancorossi sarà Cristian Brocchi, che nel 2016 allenò anche il Milan. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque lo avete sentito, Prosecco contro Prošek, mentre il caso approda in Senato e l'Unione Europea consente la pubblicazione in Gazzetta della domanda da parte della Croazia di tutela della denominazione Prošek. Il presidente del Veneto Zaia annuncia che la regione ha affidato la difesa della denominazione Prosecco ad uno studio legale internazionale. Abbiamo già dato ieri in giunta un incarico a uno studio internazionale per fare ovviamente battaglia e non accettiamo quello che sta accadendo. La più grande denominazione del mondo deve essere tutelata e l'Europa deve essere lì a tutelare noi, non il Prosecco. Se Roma non tutelerà il Prosecco, lo farà la Regione Veneto. Da Conegliano, cuore della DOCG, il presidente del Veneto Luca Zaia annuncia l'azione legale intrapresa dalla sua amministrazione contro il primo via libera dell'Unione Europea al Prosek croato. La UE ha autorizzato la pubblicazione in Gazzetta della domanda di protezione della menzione tradizionale Prosek. Il caso oggi è arrivato in Senato con il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, chiamato a spiegare come sia stato possibile che i croati sferrassero un attacco frontale contro la denominazione di origine controllata Prosecco. Per me è una situazione immonda, cioè inverosimile, inaccettabile, ma lo spiego anche tecnicamente. Allora, se nel 2009 il sottoscritto da ministro ha fatto un decreto e d'accordo con l'Europa è stato riconosciuta la riserva del nome. Cosa vuol dire? Nome Prosecco, la parola Prosecco, uso esclusivo nostro. Quindi nessuno al mondo può imbottigliare del vino e chiamarlo Prosecco se non è di queste zone. Nel 2019, sempre grazie alla mia azione, patrimonio dell'umanità, le colline del Prosecco, quindi ancora una volta. Adesso l'Europa rischia di farci accettare la parola Prosecco come novità da tutelare. Non esiste. Nell'informativa al Senato il ministro si è detto intenzionato a dare battaglia per difendere una delle più importanti ed esclusive eccellenze del paese, ma per Zaia l'iniziativa dei croati doveva essere stroncata ben prima. I dossier si fermano prima, cioè quando tu sei lì a rappresentare un territorio che ha la più grande denominazione al mondo, che è quella del Prosecco. Vi ricordo che lo champagne fa 450 milioni di bottiglie e noi ne facciamo 600 milioni, e quando senti che c'è qualcuno che sta mettendo in dubbio sta roba, devi subito sguinzagliare i tuoi e bloccare l'operazione. Qui ho visto che inspiegabilmente o spiegabilmente ormai le carte sono arrivate nelle scrivanie importanti dell'Europa e questo non doveva accadere. Comunque non guardiamo indietro, guardiamo avanti, va fermata sta roba. Caso Prošek, informativa al Senato oggi del Ministro all'Agricoltura Patuanelli. Mi permetto, Presidente, di mostrarle una bottiglia di Prosecco. Senatore, per cortesia.
Il prosecco tolga la bottiglia. Poi Lei lo sa che non lo può esibire in aula. Lo conosciamo tutti, è patrimonio dell'UNESCO. Mostra ai colleghi senatori una bottiglia di prosecco. Il presidente della Commissione Agricoltura Giampaolo Vallardi nel suo intervento durante l'informativa al Senato del ministro Stefano Patuanelli sul caso Prosecco e la richiesta della Croazia di registrare il suo Prošek. Vallardi plaude all'impegno del governo dal punto di vista giuridico per difendere la denominazione Prosecco, ma chiede un ulteriore sforzo perché dice i croati sono già andati avanti. Sono andato in Croazia, sono andato nella città di Rovigno con alcuni amici e ho visto che il Prošek loro ce l'hanno già pronto. Vallardi che poi spiega quale potrebbe essere il pericolo nel caso non si riesca a fermare il processo. Se passa la dicitura Prošek apriamo un aforo nella diga, quella diga che oggi sta proteggendo tutto l'Italian sounding. Preoccupazione in qualche modo condivisa anche dal senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Questo potrebbe creare un precedente pericoloso nelle menzioni speciali. Io mi riferisco per esempio agli altri due grandi produttori di vino al mondo. Noi li invitiamo davvero a fare squadra con Francia, Spagna, con tutti quei paesi che hanno tutto l'interesse a combattere insieme. Un impegno che vede tutte le compagini politiche unite in un obiettivo comune. Perché la difesa di questo prodotto bandiera per noi è una difesa assolutamente centrale. Ribadisco il mio impegno di tutto il governo, metteremo in campo tutte le nostre forze ed energie per bloccare questa errata e assurda decisione che mortifica la storia e l'identità dei nostri territori e penalizza i nostri produttori e consumatori. Le parole del ministro Patuanelli durante l'informativa, dove ha ricordato che dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'Italia avrà 60 giorni per presentare le proprie ragioni in sede di opposizione. Ci spostiamo nel veneziano. La scuola primaria Cesare Battisti di Moniego di Noale chiusa in via precauzionale per alcune positività al Covid. Il sindaco tranquillizza le famiglie. A una settimana dall'inizio della scuola, l'Ulstre conta 56 casi di positività, di cui 55 alunni e un docente. Dei 55 positivi, 18 frequentano le materne, 15 le elementari, 14 le medie, 8 le superiori. Un caso particolare riguarda la scuola primaria Cesare Battisti di Moniego di Noale, dove una classe è in quarantena per la positività di un bambino. Ma dal momento che è risultata positiva anche un'insegnante, la dirigente scolastica ha deciso in via precauzionale di chiudere l'istituto in attesa dell'esito dei tamponi, come spiega il sindaco. Quando ha saputo che una insegnante risultata positiva aveva fatto una riunione insieme a tutte le altre insegnanti del plesso, per quanto con mascherina, e una riunione non molto lunga, però oltre i 15 minuti ad una distanza a meno di 2 metri e al chiuso, ecco, il protocollo prevede che vengano considerate contatto stretto e che quindi debbano fare il tampone. Ovviamente se fanno le insegnanti non possono essere lasciati i bambini nel dubbio che qualcun altro non risulti positivo. Quindi si è venuta a creare questa situazione per cui il plesso ha dovuto chiudere. Andreotti rassicura le famiglie. È tranquillizzante il fatto che a parte questa insegnante e un bambino, tutte le altre insegnanti e gli altri bambini risultano negativi. Quindi già da domani vi sono delle classi che rientreranno a scuola. Non tutte le classi rientreranno, mi pare che un paio di classi già rientrano, le altre lunedì, solo per una tempistica diversa dei tamponi di un paio di insegnanti, però non perché ci siano casi positivi. La classe in quarantena invece rientrerà il 29 settembre come da protocollo. Aggiornamento settimanale dell'azienda ospedaliera di Padova. Ricoverati sono per lo più giovani e non ancora vaccinati. L'appello alle donne in gravidanza dopo il caso del neonato ricoverato in terapia intensiva. 200 le terze dosi somministrate e 5 sanitari Novax reintegrati dopo l'immunizzazione. Dopo mesi di dati in crescita, finalmente a Padova e provincia cala il numero dei soggetti attualmente positivi al Covid, 43 in meno rispetto alla scorsa settimana, anche se il padovano si conferma l'area con il maggior numero di contagi. Le fasce maggiormente colpite sono quelle dai 30 ai 65 anni, ad oggi sono 48 le persone ricoverate, 9 in terapia intensiva, il più giovane ha 30 anni e non è vaccinato, 6 in semi-intensiva, 27 nel reparto di malattie infettive e 2 in geriatria.
Da una parte abbiamo le persone cosiddette non vaccinate, che non vuol dire non vax, non sono vaccinate, e che hanno un'età media molto bassa, attorno ai 50 anni. Dall'altra parte invece abbiamo persone vaccinate che però hanno un'età media molto, diciamo così, elevata. Si tratta di anziani, grandi anziani. Ci sono poi 4 donne positive al Covid ricoverate in ginecologia, tutte non ancora vaccinate, da qui l'appello a contattare l'ospedale di Padova che ha dedicato un ambulatorio ad hoc per le donne incinte che vogliono immunizzarsi. Un passaggio importante è che alla luce del caso del neonato ricoverato in terapia intensiva a Padova dopo aver contratto il virus a pochi giorni dalla nascita. Il suo quadro clinico è attentamente monitorato dai medici che non si sbilanciano. Intanto lunedì è iniziata la somministrazione delle terze dosi di vaccino, 200 quelle finora eseguite. Si tratta di soggetti cosiddetti superfragili che verranno contattati dai medici per ricevere la dose addizionale. È opportuno effettuare una terza dose, un terzo richiamo a distanza ravvicinata in modo da rafforzare non solo la risposta immediata che avremo nei 2-3 mesi a seguire, ma anche l'attivazione delle cellule a memoria e quindi la persistenza della risposta immune per un periodo più prolungato di tempo. Nella seconda fase, che inizierà ad ottobre, la terza dose, chiamata dose booster, verrà invece somministrata agli anziani e al personale sanitario che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi. Impedire ai parlamentari di entrare in aula se sprovvisti di Green Pass, così il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi tra i promotori dell'iniziativa. Green Pass obbligatorio per dipendenti pubblici, privati e partite IVA, ma non per gli appartenenti all'Aula della Casa del Popolo. Il Parlamento, e nonostante il debutto previsto dallo scorso agosto, è il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi a evidenziare l'iniquità della cosa. Le due cose non stanno in piedi, no? Una democrazia, siamo uno Stato di eccezione da questo punto di vista, siamo in una pandemia mondiale, tutti si devono assumere la responsabilità. Quindi il Green Pass per tutti. Il perché di tale disparità è così spiegato. È vero che dal punto di vista del diritto il parlamentare esercita la massima funzione pubblica possibile e quindi deve essere messo nelle condizioni di poter esercitare la funzione del proprio mandato in libertà totale dal governo, e ci mancherebbe altro. Da qui l'iniziativa che verrà attuata quanto prima nei confronti di chi non potrà o vorrà esibire la certificazione verde in quel di Montecitorio e Palazzo Madama e che certamente è già destinata a scatenarne non pochi malumori e dissensi. Io sono tra l'altro tra coloro che sta spingendo che nel momento in cui il parlamentare volesse comunque entrare, lo si impedisce di entrare attraverso la questura, perché sapere che in Parlamento non può entrare la polizia, le forze dell'ordine, ma abbiamo i questori interni, che sono appunto 3 senatori, che possono definire le disposizioni del regolamento interno. Si votano quello, questi non entrano e pagano anche le ammende se cercano di forzare, esattamente come i cittadini all'interno delle aziende. La motivazione nella ovvia condivisione di intenti a livello globale. È anche vero però che siamo in una situazione di emergenza, è anche vero che ci sono persone che vengono sospese dal lavoro oppure vengono non retribuite perché non esibiscono il Green Pass. Siamo alla cronaca, la Cassazione ha confermato l'ergastolo a Stefano Perale per l'omicidio di Anastasia Shakurova e Biagio Buonomo. È stata fatta giustizia, il commento di uno degli avvocati difensori. Confermata in Cassazione in via definitiva la condanna all'ergastolo per Stefano Perale, l'insegnante di inglese 50enne accusato del duplice omicidio di Anastasia Shakurova, 31enne russa, e del suo fidanzato 30enne di origine campana Biagio Buonomo. A parlare è l'avvocato della famiglia di quest'ultimo. Eravamo fiduciosi in questa sentenza che effettivamente, tenendo conto di tutto quello che è successo, mi pare che sia equa e giusta. Quindi non dico che ci sia soddisfazione, perché quando c'è un ergastolo ovviamente non c'è da gioire, ma insomma almeno è stata fatta, a mio giudizio e al giudizio della famiglia, giustizia definitiva, insomma. La coppia fu uccisa nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2017 da Perale, che li aveva invitati a cena nella sua casa di Mestre.
Perale fu condannato all'ergastolo già in primo grado con rito abbreviato, sentenza confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia il 25 luglio 2020. La Cassazione ha preso la decisione al termine di una lunga camera di consiglio, iniziata ieri e conclusasi in tarda serata, eliminando una circostanza aggravante che però non incide sulla sentenza. Perale fu arrestato dalla polizia poche ore dopo aver commesso quel brutale duplice omicidio. Nel corso delle indagini si scoprì che l'insegnante di inglese aveva invitato a cena le due vittime con un subdolo pretesto e una volta a casa le aveva narcotizzate con un sonnifero nei loro bicchieri, per poi abusare sessualmente di Anastasia, che era in stato di semi-incoscienza, e soffocarla. Era ignaro che la ragazza fosse incinta di 5 mesi. Successivamente si è accanito sul fidanzato della 31enne, uccidendolo a colpi di sprangate in testa. Le accuse nei confronti di Perale erano di duplice omicidio volontario aggravato, violenza sessuale, vilipendio di cadavere e procurato aborto. E sono state pubblicate le motivazioni della condanna di Walter Onichini. Per il giudice il commerciante non era in pericolo di vita e sparò per uccidere. Intanto la politica si mobilita per chiedere la grazia. Walter Onichini non era in pericolo di vita, ha sparato per uccidere il ladro. Si riassumono così le motivazioni dei giudici della Corte d'Appello di Venezia, che in secondo grado avevano condannato il commerciante di carni di Legnaro per il tentato omicidio del ladro albanese che nel 2013 stava rubando nella sua abitazione. Una sentenza confermata lo scorso 10 settembre dalla Cassazione, che ha fatto aprire le porte del carcere per Onichini. Le motivazioni della condanna non erano mai state rese note. Ora, nelle quasi 100 pagine, si legge inoltre che i giudici hanno esaminato a lungo l'ipotesi della legittima difesa, arrivando ad escluderla. Voleva fermare chi stava rubando l'auto e per fermare il ladro lo ha colpito più volte in zone vitali, dunque volendo la morte della vittima o il ferimento grave. La notte del 22 luglio del 2013 il ladro albanese, dopo aver rubato borsa e portafoglio, stava tentando di fuggire insieme ai complici con l'auto di Onichini. Il macellaio però esce dal balcone e spara. Poi carica il ladro agonizzante, dice per portarlo in ospedale, ma lo abbandona in un campo perché, racconta, viene minacciato con un cacciavite. Il cacciavite però non è mai stato ritrovato e le analisi hanno dimostrato che il ladro era stato collocato nel bagagliaio. Onichini ha sempre detto di aver sparato perché temeva che i ladri portassero via il figlio, ma non aveva verificato se il bambino era nella sua stanza o meno. Si legge inoltre nelle motivazioni un altro aspetto che ha portato i giudici ad escludere la legittima difesa e a condannare il commerciante di carni per tentato omicidio. È stato ritrovato senza vita nelle montagne bellunesi il noto escursionista settantenne Giovanni Anziutti di Tolmezzo, e per il cui mancato rientro ieri nel tardo pomeriggio erano scattate le ricerche nella zona di Forcella, Scodavacca, dove era diretto dopo essere partito da Forni di Sopra. L'allarme era stato lanciato dal figlio in supporto alle squadre del Soccorso Alpino Friulano. Attorno alle 20 era stato richiesto anche l'intervento del Soccorso Alpino del centro Cadore, che durante la notte aveva portato avanti la perlustrazione nel versante bellunese. L'elicottero della Protezione Civile Friulana ha effettuato una ricognizione sopra cima Giaffe ed è lì che è stato individuato il corpo esanime in fondo ad un canale. All'origine dell'incidente mortale il cedimento di un ancoraggio che lo ha fatto precipitare per oltre 50 metri. Operazione della Guardia di Finanza di Este per contrastare il lavoro nero nei laboratori cinesi della Bassa Padovana. Sentiamo. Costretti a turni estenuanti serali extra, nonostante avessero un contratto registrato come part-time, figuravano in ferie in aspettativa non retribuita e invece andavano a lavorare. In queste condizioni lavoravano 154 persone, tutte cinesi, scoperte durante un'indagine della Guardia di Finanza di Este, condotta insieme all'Inps e allo Spisal. Un'indagine iniziata nel 2019 durante un'ispezione in un capannone di Casale di Scodosia. I lavoratori in nero erano impiegati nel confezionamento di prodotti tessili in 5 ditte gestite da cinesi, ma di fatto inesistenti perché intestate dei prestanome di un altro cittadino cinese che aveva commesse da appaltatori veneti operanti nella filiera del Made in Italy. È stata stimata un'emissione di fatture false per oltre 7 milioni di euro. Sono stati eseguiti sequestri di beni per il recupero di circa 3 milioni di euro. 7 persone sono state denunciate.
E ancora cronaca, angoscia a Melle per la scomparsa di Giacomo Sartori, 31enne bellunese da tempo residente a Milano, dove lavora come tecnico informatico. L'uomo è stato visto venerdì sera in un locale di Milano dove era andato con amici dopo il lavoro. Qui gli è stato rubato lo zaino nel quale teneva i documenti. Da allora di lui non si hanno più notizie. Sabato mattina non si è presentato all'appuntamento con alcuni amici e lunedì non era al suo posto nell'azienda di software di Assago nel quale è impiegato. Anche l'auto non è stata ritrovata. La famiglia non ha potuto fare altro che presentare denuncia ai carabinieri di Belluno. Ed ora invece ci spostiamo a Padova, nuovi allestimenti per l'ala egizia del Museo degli Eremitani a Padova. Sabato 25 alle ore 17 inchiostro Albini racconteremo a chi potrà essere presente, perché saremo a numero contingentato, le novità del Museo Archeologico, in particolare il riallestimento delle 2 sale che che conservano la collezione egizia, un riallestimento che vede protagonista Giovanni Battista Belzoni. Saranno presentate il 25 settembre con un evento durante le giornate europee per il patrimonio, le nuove sale egizie al Museo Civico degli Eremitani. Forti della spinta data dalla mostra evento su Giovanni Battista Belzoni, le 2 sale che ospitano i tesori dell'antica civiltà dei faraoni sono state ristrutturate ed arricchite. Non è però l'unica novità per la cultura padovana, perché il percorso degli affreschi trecenteschi che hanno portato a Padova il prestigioso riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO si allarga anche ai musei della provincia. La casa del Petrarca, donata da Francesco il Vecchio a Francesco Petrarca, abbiamo predisposto un biglietto agevolato che permette a coloro che la visitano di poter accedere a prezzo ridotto al museo di Este e ad una struttura espositiva del comune di Arquà. Quindi si è creato un rapporto tra il Ministero dei Beni Culturali, il comune di Arquà e il comune di Padova. Calcio, le 5 sconfitte di fila costano la panchina del Vicenza a Domenico Di Carlo. A guidare i biancorossi sarà Christian Brocchi, che nel 2016 allenò anche il Milan. Christian Brocchi è il nuovo allenatore del Lanerossi Vicenza. La firma che ufficializza il cambio in panchina è avvenuta in mattinata. Brocchi sostituisce Domenico Di Carlo, che aveva guidato la promozione dell'Lana in Serie B. Di Carlo però non è riuscito a fare ai biancorossi quello scatto in più, partendo in questo inizio campionato perdendo tutte le prime 5 partite e incassando 11 reti e segnandone solo 4. Con Di Carlo sono stati sollevati dagli incarichi anche l'allenatore in seconda, il preparatore atletico e il collaboratore. A Brocchi, classe 76, ex giocatore plurivincitore con il Milan, ex allenatore del Brescia e del Monza, è affidato il cambio di rotta. Con lui a Vicenza arrivano anche un nuovo staff che prevede un match analyst e un tattico e metodologo, oltre al vice allenatore e 2 preparatori atletici. Un cambio che abbiamo chiesto ad un tifoso d'eccezione di commentare. Vedremo cosa ha maturato nel tempo, viene dall'esonero del Monza, quindi speriamo che ci sia la possibilità per lui di esprimere al meglio quelle competenze tecniche che diano alla squadra la possibilità di uscire da questa impasse, perché è veramente preoccupante. Speriamo ora che si possa trovare la quadra sia all'interno della società che della squadra per ripartire e quanto mai necessario salvaguardare questo campionato, cioè ottenere una salvezza e lavorare a un progetto in prospettiva. Ed è davvero tutto, io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Sul Mediterraneo centrale si rafforza un promontorio di alta pressione che garantirà una giornata, quella di giovedì 23 settembre, all'insegna del tempo stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino qualche foschia o nebbia in pianura, ma sarà in rapido dissolvimento con il passare delle ore. Altrove tanto sole, salvo per qualche isolato addensamento nuvoloso, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo locali annuvolamenti, specie sulle zone montane, sui restanti settori ampio soleggiamento. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime sui 21-22 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto e soleggiato. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime sui 10-13 gradi, massime infine sui 24 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.